Buonasera amici di Rugby House, benvenuti in studio e ovviamente un buon 2015 a voi, ai vostri familiari e a tutti i colori rosso-blu per uno splendido anno e una splendida fine stagione. Allora, dopo una piccola pausa natalizia, per i giorni attorno a Natale, si è ripresa l'attività sportiva, gli allenamenti in vista del match contro le Fiamme Oro di domenica fra 3 giorni in casa qui allo stadio Mario Battaglini. Siamo qui per parlarne insieme al centro dei bersaglieri, ovvero Francesco Menon. Ciao Francesco, benvenuto. Ciao a tutti. E al delegato FIR, nonché nostro mentore, uomo sapienza, conoscenza, know-how, sto scherzando, Antonio Romeo, benvenuto. Ciao a tutti, buonasera. Allora Francesco, avete già ripreso ad allenarvi, no? Si stava meglio seduti sotto il tavolo, panettone, ceci, tutto quant'altro? No dai, ci voleva anche questa settimanuccia di ferie in famiglia, un po' mangiare, anche se devo dire sono dimagrito 1 chilo, quindi... Però dai... Vuol dire che Tommaso vi fa crescere invece di... No, fa bene, vuol dire che fa bene tornare anche a casa, diciamo. Niente, sì, ripreso ad allenarsi, un po' di freddo che è arrivato, però dai, ci stiamo allenando bene, la testa è giusta. Una testa diversa, no? Forse? Avete parlato molto di questi aspetti mentali, forse dopo il match con Mogliano, se ne è parlato parecchio nel corso dei giorni molto post. No, però siamo parecchio consapevoli che è una delle nostre carenze, diciamo, l'aspetto mentale, perché diciamo come collettivo io mi sento di dire che non è che ci manca tantissimo, diciamo, cioè siamo performanti, però bisogna capire quando cambiare di testa, ecco. Quel click che manca ogni tanto. Esatto, cioè riuscire meglio a gestire le situazioni durante il match, ecco. Ecco Antonio, tu hai vissuto, commentando il match di Mogliano, è proprio questa la sensazione che poi è stata anche abbastanza ripercorsa nei giorni successivi al match. Questo click che manca, questa difficoltà, forse mentale a questo punto, della squadra. Sì, assolutamente. Credo sia questo il motivo principale di quello che è successo in quella seconda parte del primo tempo, perché credo che sia stato quello, diciamo, il punto nero di quel match. Assolutamente da ritrovare questa cosa, perché come diceva anche Francesco, dal punto di vista secondo me anche fisico, dicevamo anche durante la cronaca con Alberto, Rovigo era perfetta in campo, impatti buoni, c'eravamo. Poi purtroppo dal momento in cui Matteo Ferro ha lasciato il campo c'è stato si è spenta una spia che effettivamente poi si è riaccesa all'inizio del secondo tempo, che ci è costata un bel po'. Questo è un problema secondo me che una squadra come quella di Rovigo deve risolvere velocemente, perché adesso insomma la seconda parte del campionato diventerà una rincorsa, per cui avrai bisogno di essere killer nel momento giusto. Ecco, questi blackout di cui appunto si parlava, che ogni tanto escono, ogni tanto non riusciamo bene o male a risolvere, qual è, se è stata maturata, è stata trovata una ricetta per risolvere questi problemi, Francesco, secondo te? Ma una ricetta a livello mentale, cioè è difficile, avviso, ce l'ha, cioè si deve venire a livello personale la cosa, io penso, cioè o ce l'hai, cioè ce lo devi avere, non so spiegare. Però cioè, quando si scende in campo bisogna anche essere consapevoli, soprattutto per chi stiamo giocando, anche come società, l'importanza di tutto, quindi la maglia, quello che vuoi. E sì, dalla partita proprio si vede che dal rosso di Matteo non c'è stata una reazione, come ne abbiamo parlato anche di questo. Non c'è stata una reazione, come dire, sì, va bene, è andato fuori un nostro compagno, però proviamo a dare di più e provare a portare a casa questa partita. Ci siamo svegliati un po' troppo tardi, sì, poi diciamo anche la partita si è un po' spenta sui 10 metri loro, che veramente siamo stati 20 minuti a far mischie e touche là, e quindi diciamo penalizzato, però è andata così. Cattiveria, leadership, click, cos'è secondo te Antonio? Che ormai delle partite, vuol dire, da 2 anni a sta parte le hai viste praticamente tutte. Ecco, questo è il dilemma, perché leggendo così i giornali, la stampa nei giorni
successivi al match, insomma qualcuno ha aperto questo dibattito sul fatto che potrebbe mancare un leader in campo. In realtà quello che Francesco ha detto è secondo me sacrosanto, insomma credo che quando tu scendi in campo ai livelli in cui giocano loro, la motivazione personale è comunque una cosa fondamentale che tu devi avere, e soprattutto in una situazione come quella che si è creata dopo l'uscita di Matteo, il ritrovarsi insieme e dire ragazzi adesso gli dobbiamo far vedere noi chi siamo anche in 14, la portiamo a casa, cerchiamo di lottare, o comunque se vinceranno loro faranno tanta fatica, credo sia una delle cose che forse è mancato. E non voglio imputare questa cosa al fatto che probabilmente non è un team unito, perché non lo è assolutamente, lo si vede, però probabilmente quei 2 o 3 giocatori in quel momento che potevano fare da chioccia dal punto di vista mentale forse o non lo hanno fatto o erano assenti, perché probabilmente c'è anche questo da valutare. Insomma, mancava Mahoney, si è fermato Ceccato che comunque è un giocatore di esperienza, è uscito Matteo che comunque è carismatico dal punto di vista del gioco, insomma magari qualche problema da quel punto di vista lì di riuscire a serrare i ranghi forse lo abbiamo avuto, ecco, questo sicuramente. Sì, in tal senso ho letto un'intervista alla DS Pietro Reale, ha detto più che un giocatore ci servirebbe uno psicologo in questo momento. Cosa ne pensate voi? Io penso che allora a questo punto forse bisogna prenderlo prima, perché non puoi renderti conto di aver bisogno di uno psicologo nel momento in cui la barca va alla deriva, ok? Probabilmente un segnale l'avevamo avuto anche l'anno scorso, perché proprio la finale della Coppa Eccellenza, un piccolo blackout simile a quello di Mogliano ci è costato il trofeo, per cui diciamo se vogliamo andare a vedere o vogliamo andare alla ricerca di indicatori li avevamo avuti, ma penso che non sia questo il problema. Lo psicologo nello sport ti può seguire sicuramente, però insomma questo è un gruppo che ha già dimostrato di voler portare a casa partite, vedi Calvisano, anche situazioni insomma impossibili, quindi credo che sia stato solamente un incidente di percorso, e credo sia bastato per far sì che questa cosa non si ripeta. Cosa dici, Francesco? Sì, anche secondo me più che uno psicologo, cioè bisogna farsi un po' tutti un esame di coscienza, essere un pelino più umili, rimboccarsi le mani e lavorare, secondo me. Umili perché? Perché c'è la sensazione di essere sempre... No, però sai, non è... Io dico umili perché, per dire, no, settimana prima tra un po' si vince un Tri Grenoble e poi, capito? E poi non si riesce a portare, cioè, capito? Si prova a portarlo quello che si è fatto in Coppa, in campionato, e perché non ce la facciamo? È una questione mentale, secondo me. Tutto lì. Troveremo... Può influire, scusa Francesco, dimmi di no, ti prego, però ti la devo fare questa domanda. Il fatto che fosse l'ultima partita a ridosso delle vacanze di Natale, per cui più di qualche giocatore magari aveva anche voglia di staccare o di tornare a casa, visto che comunque diversi giocatori insomma non abitano, non sono insomma del posto, per cui c'è anche questa volontà, per cui mentalmente diciamo già a pensare vacanze, a quella settimana dove tu hai perso 1 chilo e quegli altri magari sono andati a guadagnare, si faccio una battuta per dire, può essere anche quello diciamo una delle cose che possono aver influenzato, come dire, la reazione all'espulsione di Matteo, che non è avvenuta. Ma riguardando un po' anche gli anni indietro, 2 anni fa, proprio come settimana scorsa, prima delle vacanze di Natale, si perse contro Reggio Emilia. Diciamo che il Natale non porta bene a Rovigo. Non porta bene, diciamo. No, perché non è che pensi già alla settimana di vacanza, cioè c'eravamo anche come, cioè si sentiva la voglia di vincere, però... Sì, tra l'altro adesso mi viene in mente, contro Reggio Emilia hai detto questo, forse l'anno prima rispetto al tuo arrivo 2 anni prima perdiamo in casa con il Venezia, insomma probabilmente soffriamo questo periodo natalizio che comunque è alle spalle, questa è una cosa importante da dire, abbiamo 5 mesi intensi ad andare a vivere. Prima però andiamo a riassaporare le immagini, gli highlights della partita di Mogliano tra Mogliano e FMCZ Rugby Rovigo Delta. Buon pomeriggio a tutti qui dallo stadio Maurizio Quaggia di Mogliano Veneto.
Va di scena la 7ª giornata di campionato di eccellenza della stagione 2014-2015 che vede il rugby Mogliano ospitare la Rugby Rovigo Delta in uno dei match più interessanti sicuramente di questa parte del campionato. È la prima volta effettiva che Mogliano viene nella metacampo di Rovigo e torna a casa con 3 punti, quindi... E Fossi in contro rug, vediamo se riusciamo a strappare il pallone. No, Semenzato dentro per Gega. Avanzano di 10 metri, il Posizione tentativo 0. di drop da parte di Barrò che trova l'H. Accidenti. Molto ben strutturata, molto ben giocata. Vediamo al lancio Rovigo, vediamo se riusciamo Rovigo riesce a impostare un'azione d'attacco qui. Ben letta da Van Vuren che va Van subito Vuren a sporcare la palla che era destinata a Montariol. Ottimo subito la pulizia, una posizione 0 e Barrò che va a pulire la propria... La palla non esce, area recuperata difensiva. da Bortolussi, contrattacco del Rovigo con Basson, C'è spazio c'è la largo. superiorità anche numerica del Rovigo. Onori Mastorovic temporeggia, perde poi il terreno, Forza intanto ragazzi, si ricompone la Gawini. linea di Mogliano, buttiamo dentro Menon, cambia fronte il Rovigo sul lato destro, adesso dentro con gli avanti, Quaglio. Boggiani ben impattato Sì. sul... Di nuovo a Sul linea sinistra, da Cecchinelli, superiorità che del insomma- Rovigo, guai Eccola a qua. mancare la meta qui perché Siamo a un metro Meta. di meta da parte di meta di Francesco Menon, su ottime mani di Caffini se non sbaglio, no, di Ruffolo per cercare il contrattacco e sugli sviluppi viene una segnatura, quindi ottimo uso del pallone di recupero da parte del Rovigo in questo caso. calcia in lungolinea, il pallone in campo viene recuperato da Pavan, poi il contrattacco ora nella metà campo del Rovigo, calcetto a seguire da parte di Van Zyl, recupera Basson, a sua volta si libera al piede, la palla rimane in campo nel lungolinea, monta la pressione del Rovigo, Barrò ancora al piede ovviamente, appena under però, attenzione, situazione di gioco rotto, Sì, ora ci sono arriva... molti giocatori di Mogliano in fuorigioco, probabilmente Uno- ci sarà un penalty per Rovigo. E esatto. infatti sei stato buon profeta Antonio, perché portare in vantaggio il Rovigo quando siamo ormai in scadenza del primo quarto, il pallone è un po' corto mi sa, e infatti Sicuramente un'incisività diversa, molto palla maggiore. comunque ancora un po' sciupata dal Mogliano e qui al piede Basson nell'area dei 22, attenzione, un pallone molto pericoloso e qui purtroppo c'è un intervento scomposto, l'arbitro Liperini interrompe il gioco e quindi purtroppo Allora, Matteo sì. Ferro viene richiamato dall'arbitro come minimo Liperini prenderà un giallo, e prende il c'è il rosso cartellino diretto. rosso, E magari rimessa Pippo a non tre ci del ha Mogliano, mi pensato sembra due volte. storta, comunque parte in quarta Gega sul pallone affidato ora a Cicchinelli, a Bocchi, palla al largo, attenzione, subito a tentare di sfruttare la superiorità numerica con Enrico Ceccato, al largo Onori e attenzione Van Zyl va Grandi direttamente gambe in di meta. Van Zyl, grandi E adesso gambe di Van Zyl. Con l'ingresso di De Marchi però lo abbiamo già pagato. arriva anche la trasformazione di Aristide Barrò. Aveva il pallone a temporeggiato e poi è andato a mettere il placaggio. Se anche Matteo avesse avuto questo tipo di disciplina qua probabilmente sarebbe ancora in campo. Ottima iniziativa al piede di Barrò con un chip che ha scavalcato la difesa del Rovigo. Mogliano mantiene il possesso, non era facile. Attenzione al largo, ora l'inserimento di Riccardo Pavan che si trova a Basson, lo scarta con un al lato e poi arriva Semenzato, sostegno di Barrò e arriva Molto di nuovo. bene. Attenzione, Molto meta bene. di Tommaso Boni. Disturbo intercetto, in realtà gli hanno girato intorno all'esterno e Pavan ha preso un buon corridoio, poi Quindi un'altra possibilità per i bianco-blu, padroni di casa, conducono 20-5 e si va su un'azione sempre sul lato chiuso con Ceccato, pallone a Onori. Rovigo riesce a rallentare l'azione del Mogliano, poi ci pensa Barrò, ottima iniziativa Troppo per Alvors facile. che punta dritto e va a schiacciare in meta. E attenzione perché sta arrivando un cappotto. troppo facile che dovevamo fare, che era quello di sacrificarci. In realtà, come vedi, sulla costruzione della linea ci siamo, ma poi sulla salita e sull'impatto stiamo facendo fatica. Ho visto mete tecniche concesse con molta facilità a Viadana e a Calvisano, dallo stesso arbitro, mi ricordo bene, mi assumo la responsabilità di quello che dico. E adesso ancora una volta Rovigo non riesce ad avanzare, però Mojstorovic viene fermato sulla linea di meta. Ottima difesa al largo del Mogliano
Rovigo insiste e va a marcare meta con Marco Frati, mi sembra. Siamo riusciti a portare a casa la segnatura. Intanto Mogliano si prepara a fare un doppio cambio, quindi rientrerà sicuramente Pavan per i 10 minuti. Per un fallo grave da parte di Matteo Ferro del Rovigo, che ha meritato appunto l'espulsione definitiva. E poi giusto la partenza di Matt Cornwell, che lo scorso anno ha pilotato il Mogliano fino alle semifinali. Arrivano altri 3 punti del Mogliano, uno schema che abbiamo già visto molte volte. Primo blocco rosso-blu con Ruffolo, va in spinta il Pac, sembra una spinta vincente questa volta, e arriva meta. Il toccato a terra del Rovigo. Meta di De Marchi. Meta di Andrea De Marchi. Una volta nel calcio saltano gli schemi e si va un po' a giocare sul personale, sull'orgoglio. Il Rovigo recupera palla, Mastorovic gioca velocemente, Farolini affida la palla a Ngawini che deborda sulla sinistra, trova il vantaggio, il break, attenzione, iniziativa di Billy Ngawini per il Rovigo che arriva a un passo dalla linea 22. Ancora un pallone perso, è un gioco molto rotto, molto bene per il Mogliano, si riesce a gestire questa superiorità. Sperandio ha ottime gambe e sicuramente farà danni, e infatti così è. Credo che questa sia la meta che chiude la partita. Un pallone che andava giocato da parte del Mogliano, e questo è nelle caratteristiche quella della squadra di Pippo Frati. A fondo Tush recupera il pallone Saccardo, percussione sulla parte centrale del campo, semezzato Endrizzi, ancora superiorità numerica, e adesso arriva un'altra meta per il Mogliano, e sono 5 le marcature bianco-blu. E poi con grande esperienza la mischia ordinata trevigiana raramente è stata messa in difficoltà dal Pac Rodigino. Arriva la trasformazione e finisce così. E finisce così con il punteggio di 42-17 per il Mogliano sulla FMCZ Rugby Rovigo. Con un Mogliano che fa una grandissima partita, con delle ottime segnature. Rovigo che paga un'ingenuità gigantesca di Matteo Ferro. Lasciandoci la partita di Mogliano alle spalle, abbiamo un match molto importante fra 3 giorni con lo stadio Mario Battaglini contro una delle rivelazioni, che poi tale proprio non è, perché già alla vigilia del campionato si parlava di un ottimo campionato per quello che è il team di Presutti, appunto le Fiamme Oro, che già l'anno scorso hanno ottenuto il trofeo d'eccellenza qui al Tempio del Rugby Italiano, e che arrivano a Rovigo con grande voglia, grande positività, trovandosi comunque in piena zona playoff. Francesco, un match che sicuramente sarà difficile da affrontarsi, sia per, come si diceva prima, le pessime tradizioni di Rovigo pre e post vacanze natalizie, ma anche perché le Fiamme Oro sono molto più forti rispetto a quella dell'anno scorso, quindi una squadra ancora più difficile da affrontare. Sì, una squadra maturata, noi ovviamente l'affrontiamo come tutte le partite, studiandola, ci stiamo allenando bene, ora lascia fare che c'è Capodanno di mezzo, però siamo concentrati per domenica, ecco. Vogliamo portare a casa il risultato, vogliamo avere fiducia più su noi stessi, e siamo pronti. Questo è molto importante. Antonio, tra l'altro Fiamme Oro che sì, sono in piena lotta playoff, una squadra che vede, come sempre ricordiamo, molti rodicini dentro che avranno voglia ovviamente di lasciare il segno su questa partita, e che comunque ha cambiato un po' di elementi all'interno del team, diciamo dello staff tecnico. Sì. C'è la presenza soprattutto di Raineri, che ha portato un plus in più a livello tecnico nei tre quarti. Ha dato il cambio a Sven Valsecchi, che era l'allenatore dei tre quarti, diciamo, della stagione precedente. E non solo, perché abbiamo letto anche ultimamente che per la prima volta, cioè per la seconda volta dopo nella stessa stagione, nell'ambito di alcuni rapporti che le Fiamme Oro stanno avendo con dei club neozelandesi, è arrivato un altro giocatore straniero, un centro. Ho visto, non mi ricordo quanti anni ha, però ho visto che è tipo 1,85 m per un centinaio di chili, quindi fisicamente insomma
è sicuramente un giocatore da tenere sotto controllo. Poi bisogna capire, insomma, se un buon sarà obiettivo per Francesco, già in grado, no? sì, Francesco non è nessun tipo di problema, più grossi sono più rumore fanno quando cadono, quindi non c'è problema. Però un team che comunque ha un piano di sviluppo abbastanza chiaro, sì, e passo dopo passo sta ottenendo degli ottimi stanno riscontri. potenziando in tutto dai settori giovanili, come vedi hanno migliorato, nonostante l'ottima stagione dello scorso anno, hanno voluto comunque ritoccare sicuramente in meglio anche lo staff della prima squadra, per cui credo che nel giro di 3-4 anni diventerà, penso, forse la squadra da battere. Appunto per la loro impostazione, che comunque dà un lavoro. Sì, assolutamente d'accordo, perché insomma alla fine questo professionismo nel quale stiamo vivendo noi, sì, lo puoi fare finché sei un giovane, poi quando cominciano, insomma, a passare gli anni devi anche cominciare a pensare cosa farò dopo. Questa risposta al Fiamme Oro sono in grado di dartela, per cui è chiaro che tu devi lasciare tutto, trasferirti a Roma qualche anno, però penso che, insomma, che sia da tenere in considerazione, visto che, insomma, rispetto a 10 anni fa o 15 anni fa, no, 15 anni fa erano in Serie A, però 10 anni fa che erano scesi, magari andavi lì per giocare in Serie B, adesso in realtà si sono affermati, per cui diventano anche come dire, una calamita per chi vuole andare, insomma, il progetto diventa interessante. Quindi un ottimo appeal sia a livello sportivo che a livello professionale, certamente, post carriera sportiva. Forse questo quarto posto del Rovigo non è veritiero fino alla fine. Ricordiamoci che gli ultimi due incontri del girone d'andata vedono molti scontri diretti fra le prime in classifica, per cui molto probabilmente ci sarà un rimpasto, Calvisano forse a parte, che ha qualche punto in più rispetto al terzetto che appunto è dietro la capolista. Ci sarà un rimpasto abbastanza forte. Cosa ne pensate? Beh sì, Calvisano tra l'altro incontra Mogliano e noi le Fiamme Oro, per cui le prime 4 vanno a incrociarsi subito, quindi sicuramente ci saranno delle variazioni dal punto di vista del punteggio nella classifica. Ma anche il turno successivo comunque vedrà Rovigo contro Prato, che forse non è il match più difficile al mondo. No, è abbastanza accessibile. E mentre gli altri si scontreranno, per cui voglio dire, questo quarto posto sì, è un quarto posto attuale, però è, insomma, in prospettiva forse migliorabile, migliore. Ti dice quanto diventa importante la vittoria della prossima partita di domenica con le Fiamme Oro, perché poi, diciamo, Prato è sicuramente una partita accessibile sulla carta, ok? Prendiamola con le pinze, però sappiamo che è così, per cui fare punti e fatti bene in entrambe le occasioni vuol dire effettivamente cominciare a ritornare dove il Rovigo dovrebbe stare, insomma. Soprattutto un segnale di fiducia maggiore nei propri confronti, no, Francesco? Mi sembra questo poi il tasto su cui bisogna battere. Sì, secondo me è quello. Cioè, ci serve far bene per dare fiducia a noi, al pubblico anche che ci viene a vedere. Secondo me è quella un po' la chiave, è quella la chiave. Avere fiducia ai nostri mezzi ed essere sempre presenti mentalmente. Poi ora staremo a vedere per questo fine turno del turno d'andata. Noi abbiamo voglia di far bene. Ecco, tecnicamente cosa state valutando, come state preparando, nel senso nello specifico contro le Fiamme Oro? Quali sono i punti forti delle Fiamme Oro che bisogna un attimo tenere d'occhio, o punti nostri su cui bisogna sviluppare? Guarda, ancora i video li guardiamo verso il fine settimana, quindi ancora non li abbiamo visti. Per ora ci stiamo allenando, è più una ripresa dopo le vacanze ora. Stiamo lavorando sul ritmo, facendo fasi su fasi anche per la corsa, butta fuori un po' di panettoni e tutto, un po' di tossine, diciamo, però stiamo lavorando sul ritmo e penso sia anche il nostro punto di forza, potrebbe essere uno dei nostri punti di forza. Perché le vacanze romane forse sono ancora più abbondanti rispetto alle vacanze nostre da questo punto di vista. Antonio, la tua teoria, insomma, sulle Fiamme Oro, che comunque diciamo che è un clima un po' più soft rispetto a quello di Rovigo, no? Ma più soft perché credo ci sia meno attenzione, nel senso qui c'è una città intera che si muove intorno alla Rugby Rovigo Delta, mentre lì, insomma, passi quasi per sconosciuto, comunque inosservato, per cui loro comunque mirano a migliorare
quello che è stato fatto lo scorso anno, giocano con sicuramente una tensione diversa rispetto a quella che è a Rovigo, che purtroppo in questi anni, diciamo tra virgolette, è condannata ai vertici comunque vadano le cose. Per cui giocano secondo me con una tranquillità leggermente diversa da quella che può avere Rovigo. Resta il fatto insomma che comunque si sono potenziati. Per me il pacchetto di Mischia è sicuramente una delle cose migliori che le Fiamme Oro riescono a mettere in campo. Ecco, Francesco Menon, quest'anno giochi. Beh, è una buona nuova, no? Nel senso, ci siamo scrollati un po' quello che è stato l'anno passato, finalmente hai ripreso il tuo posto nei primi 15 abbastanza stabilmente, come è normale che sia. Ricordiamo che comunque ai centri c'è una grossa concorrenza, adesso poi che è entrato anche Joe a pieno ritmo, insomma ci sarà una bella bagarre. Cosa ti lascia la stagione scorsa? Beh, cioè, abbiamo anche parlato delle volte insieme. Io penso di aver preso l'anno scorso come un punto di passaggio, come un punto di crescita, ci sta, e non ho riminato niente l'anno scorso. Quest'anno sembra un flashback rivisto tipo di 2 anni fa, quando sono arrivato qua per la prima volta, il primo anno. Fecero male subito, c'era 4 centri mi sembra anche quell'anno lì, fecero male subito Joe, un po' il ginocchio e Seveali, e quindi ero tra virgolette costretto a giocare. Un po' anche quest'anno che del reparto dei centri è condizionato anche un po' di infortuni, e diciamo ho avuto più spazio, ho avuto fortunatamente più spazio per giocare, per prendere confidenza e migliorarmi. Io mi sento bene, mi sento a mio agio, ecco. Bene, Poi cioè quest'anno sono anche spostato a 12, sì, mi trovo bene. Qual è la differenza tra nel tuo tipo di gioco, cosa ti senti diverso fra primo e secondo centro? Diciamo che il 13 mi piace più in difesa, diciamo, perché leggi un pochino di più, poi insomma leggere cosa fanno gli avversari, magari prenderli sul tempo. E il 12 mi piace perché si usa anche un po' di più le mani, un pochino più di skills rispetto al 13, quindi mi sento anche un po' più all'interno del gioco, coinvolto. Tra l'altro poi a inizio stagione, adesso non so durante queste settimane, ti vedevamo molto spesso allenarti anche al piede con i calci. Sì, ma quella rimani dopo allenamento, stai lì a fare 2 calcetti. Sì, vabbè, mi piace anche calciare, però non lo prendo come... No, perché comunque lo prendo più come divertimento, ecco. No, perché pensando che comunque Mirko Bergamasco non c'è più, Stefan calcia o c'è Farolini, vuol dire avere un terzo calciatore non è poi male, no Antonio? No, non è cioè, sui problemi di abbondanza non c'è mai il problema, insomma è meglio avere problemi di quel tipo lì, di dover essere difficoltà su, tra virgolette, scegliere o deludere qualcuno piuttosto che dover scapicollarsi per trovare una soluzione, quindi assolutamente non c'è nessun tipo di problema. Su Francesco mi piace, come dire, la modestia che usa nel parlare di se stesso, ma credo sia anche una cosa naturale, però credo che l'anno scorso è stato per me un rallentamento non indifferente su quello che lui aveva già dimostrato la stagione precedente. Chiaramente dovevano fare delle scelte, lui è quello che diciamo le ha pagate di più dal punto di vista del gioco. Quest'anno lo spostamento sicuramente perché ha buone mani come le ha buone anche Joe, insomma, per cui sono divisi 2-2, ecco, i centri secondo me del Rovigo da quel punto di vista lì stanno facendo vedere, insomma, sta facendo vedere cose importanti, insomma. Ecco, Francesco forse non è il più anomalo tra i centri, nel senso che Dennis e Joe forse hanno caratteristiche più similari rispetto alle sue, o no? Beh, Joe è sicuramente quello con gli skills migliori dal punto di vista delle mani, per me eccezionali. Lo ha dimostrato un sacco di volte, tra l'altro anche in occasione della partita col Mogliano in cui si infortunò.
rompendosi, fece un passaggio da meta eccezionale, insomma, per cui per me Joe è quello con gli skills migliori dei 4 centri, insieme a Joe metterei Francesco sicuramente, tant'è che credo che lo sappia bene anche Filippo, visto che lo ha spostato, come ha detto anche lui prima, nel gioco, insomma, dove bisogna comunque partecipare molto di più, lavorare molto di più e sei molto più dentro ai movimenti della squadra. Ecco, andiamo a vedere cosa ci dicono i nostri collaboratori dagli altri campi del campionato d'eccellenza. Un Natale che sembrava Halloween, quello trascorso dal Petrarca Padova di Moretti e Salvan, colpa di un Sandonà in grande spolvero nell'ultimo turno di campionato. Alla fine 9-15 il risultato e anche un rosso per Eru al termine di una scazzottata. E dunque la voglia di riscossa che trascina i petrarchini in casa di una Lazio a sua volta desiderosa di imprimere una svolta al campionato. Bruttina la classifica dei romani, settimi, inguardabile quella dei veneti, ottavi, un punto più in là. Prima di Sandonà Moretti aveva parlato di spareggio playoff, ora c'è da inseguire con una mischia chiamata gli straordinari e una linea di tre quarti in cui non basta il solo Woodhouse. Come alla Lazio non può bastare il solo Nathan, sempre alla ricerca dell'intesa perfetta con Gerber. A Calvisano il team di De Angelis ha pagato carissimo anche il rosso allo Sasso e, come al solito, al termine di una prestazione discreta sono venute le lacrime. C'è tanto da fare, i romani non possono più nascondersi. Di nuovo in studio per l'ultima parte di Rugby House, come sempre verrà il gioco fra qualche istante, prima però andiamo a vedere quelle che sono state le domande arrivate tramite il profilo ufficiale della Rugby Rovigo Delta su Facebook. Francesco, le domande sono per te. Allora c'è Tommaso che chiede perché il tuo soprannome è Bobbe. Ah, tu devi rispondere, non io. Se puoi. È una storia lunga, no dai, in realtà no. Allora, praticamente... sappiamo che Manny non ti piace più. Manny no, mi fa... bocciato. No, vabbè, dai, va bene, però preferisco Bob. Bob. Non puoi dire mi piace, non mi piace. No, non mi piace tanto, però... però... L'abbiamo detto, Manny no. Ah no, ma è da un po' che mi chiamano così, quindi ormai ci ho fatto l'orecchio, diciamo. Poi Manny ha chiamato anche uno... Menniti Ippolito di Padova, quindi... Manny no. Sarà meglio di no. Insomma, praticamente... il rugby l'ho conosciuto grazie al mio babbo, mi ci ha portato lì, lui ci giocava decenni fa. Mio babbo si chiama Roberto, in inglese Bob, in toscano Bobbe, fiorentinizzato Bobbe. E sì che, chi lei? Bob Junior questo? Sì, è lui, che da lì mi chiamano Bob Junior. Poi crescendo si sono anche un po' rotti di dire Junior e mi chiamano anche Bobbe. Hai preso le orme del padre. Che a Firenze sono Bobbe e mio babbo dice hai visto, mi ha rubato anche l'omonimo. Babbo incazzato, però vabbè, siamo due Bobbe in famiglia. E va bene così. Tanto la domanda di Giancarlo, quella successiva, è dove sei nato? Vabbè, l'accento non crea grossi dubbi. In realtà forse l'interesse di Giancarlo è capire l'aspetto familiare, il menon. Avrai delle radici venete, no? Da qualche parte? Sì. Il nonno di mio babbo, ovvero il babbo di mio nonno, era... Il nonno del tuo babbo o il babbo del tuo nonno? Lo stesso. Ah, ok, va bene. Era originario di qua in Polesine, e faceva il sarto e poi si sono... Ma non ti ricordi il luogo preciso? No, non so, forse era anche il nonno di mio nonno, non mi ricordo bene. No, ma mi riferivo al Polesine. Perché... No, non so, non penso proprio a Rovigo. Penso. Sì. Comunque, pensa a te, il destino ti ha riportato qua. Infatti sì, se ne parlò di un ritorno alle origini, ma le mie origini sono a Firenze. Ah, ok, giustamente, per carità. Ti chiamo Manny appositamente per questa affermazione. Ultima domanda, Chiara Maria, ti vedo spesso in libreria, ti piace molto leggere. Qual è il tuo genere preferito attualmente? Quale libro preferisci? Questa è una bella domanda, grazie Chiara Maria. Insomma. Chiara Maria, boh... Hai preso un granchio. Non so... Io in libreria non ci vado. Fatti vedere che leggi. No, dai. Chiara Maria, guardi, mi dispiace, ma io in libreria non ci vado molto spesso, quindi non so. Avrò visto Farolini, mezzo biondo come te. Farolini può darsi, perché lui va sempre in libreria a studiare. Ecco, era quindi... Farolini, però anche tu leggi, ti piace interessarti a? No, io mi interesso molto di musica. Suoni bene la chitarra, bene. No, bene no, però... Mi piace un po' sperimentare. Un nuovo progetto era prendermi un jukebox,
mettemelo lì in casa. Sì, però il jukebox che suona non sei tu. Vabbè, però mi piacciono. Va bene così. Allora, Antonio, prima Francesco ha sollevato una sensazione Petrarca, e da lì diciamo che nella settimana del derby celtico riaffiora un po' quella che è stata un'affermazione generale, il derby d'Italia. Qui a Rovigo hanno detto no, ma soprattutto anche da Padova, e c'è stato un post di Rizzo, di Micheletto: signori, sappiate che il derby d'Italia ce n'è uno solo ed è Rovigo Petrarca. E ha ragione Michele Rizzo, secondo me hanno ragione tutti quelli che, diciamo, hanno fatto loro l'idea che quello tra Treviso e Zebre, insomma, non sia proprio il derby d'Italia. Probabilmente è il derby tra la maggior parte dei giocatori che giocano per l'Italia, ma non credo, culturalmente non è ancora il derby d'Italia, anche perché insomma sono 2 anni che giocano contro, prima c'erano gli Aironi, quindi non ha storicamente non è storicamente una classica da derby, insomma lo diventerà magari, auguriamo a queste 2 franchigie di rimanere 20 anni dove sono, e allora forse si potrà parlare di derby d'Italia. Per il momento credo che per la cultura, per quello che è stato e per quello che continua a essere, per come è sentito, sicuramente Rovigo Petrarca rimane il derby. E su questa scia andiamo a capire quanto i nostri ospiti siano rossoblù. Quanto sei rossoblù? Allora, Francesco, Antonio Romeo, oltre tra l'altro ad aver vestito la maglia delle Fiamme Oro, ovviamente in una stagione, per quel motivo è anche qui oggi, ha militato per molti anni a Rovigo, essendo lui Rodigino Doc. Con quale grande Springbok ha una profonda amicizia? Attenzione. Hai detto, scusa? No, ecco, bravo. è una bella scoperta, mi sembra aver capito. Bellissima domanda. Allora, Gert Small, Nas Bota o AJ Venter? AJ Vender, 100%. Andiamo a vedere. Lo so. Antonio. Ha ragione Francesco. Dai, era molto semplice anche per un discorso Ha di ragione generazioni. Ha ragione Francesco. Tra l'altro vi sentite spesso con AJ, Sì, no? sì, ci siamo sentiti anche 2 giorni fa, 2 o 3 giorni fa in occasione del Natale, sì. Quindi- Scambio di video ormai. Scambio di video. Sì, sì. Molto Non ci bene. telefoniamo anche più. Che fa il commentatore TV, no? Tra l'altro anche Sì, tu. lui dalla stagione scorsa ha cominciato a lavorare per Supersport, che è lo stesso canale dove lavora anche Nasbot, ovviamente con la dovuta gavetta che deve fare, però sta già lavorando, insomma, su partite importanti, è abbastanza contento, insomma. Weekend prende aerei, gira, insomma. È così. Allora, adesso tocca a te, Antonio. Ora, Francesco Menon è alla 3ª stagione a Rovigo. Sì. Contro chi è stata la sua prima meta? Contro che team? Ti faccio le 3 possibilità, Invito dal ovviamente. pubblico. Provo a pigiare qualcosa, vediamo cosa succede. Castres, Bizkaia Guernica o Warriors? Warriors. Andiamo a vedere. Francesco? Esatto. Sì, dai. Vai. Natale ha portato i doni e una gran Vai. fortuna ai nostri ospiti. Che dire, bravi, bravi, bravi. Grazie. O fortunati. La seconda. Ecco, può essere. Ragazzi, noi vi aspettiamo domenica qui allo stadio Mario Battaglini alle 15 per la grande sfida contro le Fiamme Oro di tanti rodigini che ritorneranno nel loro stadio, che noi saluteremo molto volentieri. L'appuntamento per quanto ci riguarda è la settimana prossima, ovviamente per un'altra puntata di Rugby House. Vi rinnoviamo quelli che sono gli auguri di uno splendido 2015 e soprattutto che sia un 2015 rosso-blu. Grazie Francesco. Grazie, auguri a tutti. Grazie Antonio. Grazie a voi, buon inizio anno e ci vediamo domenica allo stadio. Alla grande. Buonanotte.